Ok, ore 10:19. Vediamo un po'. Dovrebbe essere partita. Con tanto di pubblicità. Bene, allora, buon Natale anzitutto. Penso che sia doveroso darvi un buon Natale, visto che è il 25 di dicembre e sono le 10:21 del mattino. Come vedete qua è tutto settato, c'è il microfono, c'è tutto quanto. Il tema di questa live natalizia è il trailer appena uscito proprio il giorno di Natale, potremmo dire, anzi la vigilia, il 24, è uscito il trailer di l'Odissea di Christopher Nolan. Cioè, fondamentalmente la sua visione. Su internet è successo un finimondo. Tra chi difende ovviamente l'operato di Christopher Nolan, grandissimo regista, io ho apprezzato tantissimo Interstellar, veramente un bellissimo film, però ovviamente quando si tratta di prodotti cinematografici, ma anche narrativa, videogiochi, qualsiasi cosa, che sia comunque inerente all'antichità, al mondo antico, beh, allora è normale aspettarsi una certa, come dire, veridicità storica. Si sta parlando di un racconto che ha delle basi storiche ormai acclarate. Il commento più frequente è sì, ma è una storia di fantasia. Si potrebbe dire lo stesso della Bibbia. Quindi rappresentare accuratamente ehm, Ulisse, Odisseo, l'ambientazione storica e tutto il contorno, oltre ovviamente ai vari come dire, ciclopi, tutte le cose fantasiose, le sirene, Scilla e Caribi, tutto quello che c'è. Ovviamente, nel caso in cui si voglia dare una rappresentazione, come dire, con un certo tono, perché alla fine stiamo parlando di un prodotto che sì è fantasy, perché comunque nel momento in cui si inseriscono i giganti, i ciclopi, quello è. Però, come dire, il livello di sciatteria, perché è sciatteria alla fine, di come è stato rappresentato il mondo di Ulisse secondo la visione che ha proposto Nolan in questo trailer che non ho ancora visto, solo visto delle immagini, anzi il trailer lo guarderemo ora. Secondo me è la classica rappresentazione a cui ci hanno abituato da qui agli ultimi, diciamo, 20 anni, la classica rappresentazione tutta in, come dire, la palette dei colori del grigio, ehm, brutale ovviamente, triste, con queste armature che se prima erano le più improbabili, ora sono diventate le armature dei supereroi della Marvel o della DC. E io onestamente alle critiche che dicano ah, siete dei fissati, state sempre ad analizzare tutte le cose, bla bla bla. Avendo collaborato come consulente, come dire, archeologico, perché io mi occupo di archeologia, come avrete capito ormai da tempo, e come ovviamente penso sia abbastanza chiaro perché di lavoro faccio quello, eh, nel momento in cui io sono stato chiamato a dare il mio parere, la mia consulenza e non solo, a realizzare insieme al mio collega con cui operiamo armi e armature per prodotti cinematografici, e lì posso dire di avere un po' di esperienza. Non ho un'esperienza ventennale, trentennale, diciamo ho 10 anni di esperienza in questo genere di cose, avendo iniziato dal 2008
a fare comunque trailer per documentari, partecipazioni, comparsate. Pian piano mi sono ricavato questa piccola nicchia che è il mondo della consulenza per quanto riguarda prodotti cinematografici, visivi in generale. Ho fatto da consulenza anche per alcuni quadri, ricordo con Antonello Pintus avevamo, cioè lui ha fatto una bellissima serie di quadri, un trittico di la storia, una geografia quindi di una santa. E a me aveva chiesto alcune informazioni per quanto riguarda le armature, ma in particolare per la scena di decollamento della santa, in cui tra l'altro io sono stato ritratto come il boia, e mi aveva chiesto quale poteva essere la posa di uno schermidore o comunque una persona che di mestiere muove una spada per dare maggiore forza possibile per decollare appunto la santa. E la cosa bella di questa, come dire, di questa joined work, diremmo in inglese, è stata che nella rappresentazione finale del quadro è effettivamente mostrata la posa che gli avevo suggerito, che in realtà è poi una posta tratta da un manuale del 1400, circa 1410 italiano, uno dei manuali più famosi di scherma che abbiamo in Italia, forse il primo in Italia. E quindi diciamo che un po' di esperienza di consulenza ce l'ho, anche perché se è capitato di vedere su Amazon Prime questo film a cui ho partecipato, ho fatto anche una comparsata, ambientato nella Sardegna della fine dell'età del bronzo, vedrete come le numerose armature proposte sono assolutamente filologiche, sono la copia esatta di quello che si vede nei bronzetti nuragici, cosiddetti bronzetti nuragici. Quindi è possibile creare un prodotto che sia, come dire, autentico sotto l'aspetto della ricostruzione storica o anche solo della ricostruzione oplologica o degli abiti, dei vestiti. Poi si tratta sempre di approssimazioni. Non si arriverà mai alla resa definitiva, ad esempio che danno alcuni tessuti, lì proprio un ambito in cui io mi avvicino ma non mi sono mai addentrato realmente. La scelta anche della trama, dei tessuti, dei colori, di come cadono, è una cosa abbastanza specifica. Io mi sono limitato a dare la consulenza, come dire, oplologica, occupandomi per lo più di armi e armature. Come avrete visto, io realizzo anche delle repliche di simulacri di spade in bronzo, sempre insieme a un collega, e fondamentalmente se c'è una cosa che ho visto nel trailer, nelle foto del trailer, perché il trailer non l'ho ancora visto e lo vedremo tra poco, di Christopher Nolan, beh, è come dire, una cosa che ho notato è che hanno usato effettivamente un modello di spada micenea, una tipo G, come arma di Odisseo, di Ulisse. Quindi molto bene, cioè molto bene nel senso è ottima questa cosa, perché comunque è quello a cui dovrebbe tendere un prodotto in cui ci sono milioni e milioni di dollari in questo caso come sostegno. Buon Natale anche a te, grazie per essere presente durante la live. E se noi come piccola produzione locale siamo riusciti a fare un prodotto che mostrava degli abiti assolutamente identici nella forma, almeno a quello, non nei colori perché i colori non ci sono, nella forma a quello che si vede nei bronzetti nuragici, potete immaginarvi con la mole di dati che esistono attualmente come sarebbe stato tranquillamente possibile fare una ricostruzione accurata delle armi e delle armature del periodo miceneo che si possono vedere assolutamente tra rappresentazioni negli affreschi, vasi, coppe,
cofanetti intarsiati d'osso con rappresentazioni, penso ad esempio alla testina di una piccola testa di guerriero miceneo, addirittura conservata al Museo Archeologico di Cagliari. Quindi queste rappresentazioni vanno dal vicino Oriente alla Grecia, ovviamente alla Grecia, ma addirittura arrivano anche in Sardegna. Quindi sono assolutamente diffusissime. Anche da poco, tra l'altro, ho collaborato con questi ragazzi che stavano ripercorrendo con la barca a vela, parlano in russo, quindi è difficile un po' seguire i loro contenuti, il percorso, il tragitto di Ulisse, ovviamente anche su quale fosse il tragitto che aveva percorso Ulisse c'è ampio margine di dibattito, perché c'è chi propone un giro un po' più ristretto, vicino alla Sicilia, vicino alla penisola italiana, e chi propone un giro un po' più largo dove arrivano comunque quasi sempre a toccare la Sardegna, e lì non si capisce se noi diciamo Omero, in realtà una tradizione di molti più autori che si è stratificata con questo nome quasi probabilmente fantasioso, come dire, non si sa se in Sardegna arrivino per i lestrigoni, questi giganti mangiatori di carne, oppure se ad esempio si parli di Sardegna per altri motivi. Allora io passerei direttamente alla visione del trailer, quelle che chiamano reaction, perché sono anche abbastanza curioso. Diciamo che la critica agli abiti e ai costumi non è una forma di hating, è una forma di preferirei che li facessero bene. Poi ovviamente è un prodotto che andremo tutti quanti ad apprezzare, a vedere, ed è questo il bello del cinema, che chiunque può dare il proprio parere nei limiti del sensato. Quindi andiamo direttamente a vedere il trailer e poi guardiamo un trailer di come avrebbe potuto essere. Oh, ok, After years of war, Madonna. Bat Agamennone. no one could stand between my men and home. Not even me. Navi viking. Palesemente. Esattamente. Quella è la spada di cui si parlava. Una micena di tipo G. Dovremmo aspettare solo l'estate, quindi diciamo che va bene. Abbastanza limitata l'attesa. Navi viking, non saprei altro come. Promise me you will come back. What if I can't? Ok, abbiamo visto abbastanza. Va bene, va bene, va bene. Tra l'altro propone altri prodotti, ma io vorrei farvi vedere questo, che è allora, questo è stato realizzato da questo canale, ha utilizzato l'intelligenza artificiale, quindi è una cosa anche fatta, come dire, non è all'acqua di rose, però non stiamo parlando di una produzione multimilionaria, cioè è un tizio che con un abbonamento a un'intelligenza artificiale si è messo a rifare il trailer. Ora io non vi dico, voglio che vengano raggiunti livelli tali di aderenza storica a un prodotto.
anche perché capisco che le armature che si vedranno ora, che è la ricostruzione dell'armatura di Dendra, siano abbastanza strane, cioè sono comunque un po', non danno un tono, come dire, magari particolarmente evocativo. Questo lo posso capire, ho questo tipo di capacità di cogliere cosa non possa andare bene. Però io vi dico che questo è un esempio, cioè ci sono tante altre armature eh, di questo periodo che si possono utilizzare. Qualcuna ad esempio era comparsa nel film dove c'era Bale, insomma basato su Mosè, e alcune si sono viste anche alcune spade, qualche Kopesh, e insomma erano abbastanza, cioè si possono fare queste cose. Quando ci sono i milioni a disposizione tutto si può fare. Quindi adesso guardiamo questo trailer, analizziamo un po' quello che si vede e io l'ho già visto, è bellissimo, cioè è fatto veramente bene. Magari non darà il tono che vuole Christopher Nolan alla sua realizzazione, che tra l'altro alcune scelte sono opinabili, e ne parleremo dopo, però guardiamo ora quest'altro trailer. Non metto la musica perché assolutamente accurato nella ricostruzione degli elmi, gli elmi cornuti a zanne di cinghiale. Qua c'è la nave che è presa paro paro dalle rappresentazioni dei vasi greci. Questo cavaliere, allora è dubbio che avessero già i cavalli, che montassero i cavalli, però c'è sta, va bene. La spada, in realtà proprio la spada è l'unica cosa che nel trailer di Nola era giusta. L'elmo perfetto, armatura come dicevamo prima di Dendra. Questa scena dove Ulisse incontra i suoi compagni morti, insomma, secondo me con le armature originali dà ancora un tono più, come dire, più epico. E qua è finito. Insomma, ha fatto pochi, come dire, pochi passaggi che ha fatto questo trailer, insomma, questa riproposizione, però secondo me l'ha fatta veramente bene. Ora, un secondo, andiamo a vedere, eccolo qua, le immagini che io sono riuscito a recuperare su internet. Allora, non parliamo degli attori, non parliamo degli attori e guardiamo direttamente le poche immagini che abbiamo a disposizione. Ok, allora quella che vedete al fianco di Ulisse è la ricostruzione di una spada micenea di tipo G, tranquillamente. Ma proprio si può dire al primo sguardo, anche se si vede solo il manico, ma il manico è la cosa più indicativa. L'armatura, oddio, la ricostruzione di una finta muscolata in cuoio probabilmente, nulla che non si sia già visto tra il materiale che probabilmente avranno riciclato da Troy. Questo tizio a fianco con i calzoni, non so che cosa sia, è inguardabile. L'elmo probabilmente l'avranno riciclato sempre da Troy. Questa presumo sia una visione della cittadella, del palazzo di Ulisse a Itaca. Sono sicuro che qualcuno avrebbe da dire, però onestamente a me non dispiace, insomma. Sa un po' di Fortilizio, ora. Erano abbastanza, come dire, squadrati come palazzi. Bah, le navi, per carità, vi ho già detto come siano fondamentalmente navi vichinghe riciclate, presumo, da The Northman o qualche altro show di questo tipo. Riproposizioni, i compagni di Ulisse, inguardabili. Scelta degli attori. Ah, beh, qua c'è un tripode. No, vabbè. Sì, è un tripode, è in bronzo, ma è abbastanza aderente agli originali. Può andare bene, dai. Qua c'è la lista del cast.
Tra l'altro riciclano sempre le stesse persone perché Nolan ha avuto a che fare con Robert Pattinson e lo rimette qui, ha avuto a che fare con tutti gli altri, presumo, e ce li ripropone. Allora, questa secondo me è la scena, veramente che modificare qualche armatura mettendo degli originali fatti bene non avrebbe creato alcun problema. Solo questione di budget. E qua casca l'asino. Questa è l'armatura. Allora, Christopher Nolan è un genio. Perché con questa immagine ha fatto in modo che chi non avrebbe mai parlato di questo film, perché comunque era uscito già qualche tempo fa, qualche immagine, qualcosa, non se ne è parlato più di tanto. Con questa immagine, che è provocatoria, secondo me l'ha fatto apposta, è riuscito, perché in questi giorni, già in 4 giorni, sono comparsi migliaia di post al riguardo, con l'armatura di Bat Agamennone, perché è palesemente Batman. Cioè, secondo me avevano lo stampo per fare le maschere di Batman. Hanno detto: Senti, c'hai uno stampo che ti avanza? Ecco, fammi l'elmo per Agamennone. Sì, sì, l'importante è che lo fai. Sicuramente è successo qualcosa del genere. Insomma, noi italiani abbiamo una certa capacità di prevedere come vanno le cose in certi ambiti lavorativi. Comunque, palesemente, io direi un elmo, i paragnatidi dell'elmo corinzio e il resto è preso dalla maschera di Batman. Quindi probabilmente hanno unito due mold, due stampi. Poi il guardia a goletta, gli spallacci, cioè, secondo me sono presi dall'armatura di Batman. Questa è l'immagine che ha fatto più dramma su internet. Ovviamente si ride e si scherza, non stiamo certo parlando di... insomma, stanno succedendo nel mondo delle cose talmente tanto terribili che sono questioni dell'ana caprina queste, cioè non muore gente in guerra, sta morendo gente di fame, però the show must go on e quindi ci propongono sta roba e noi cosa facciamo? Abbocchiamo e rispondiamo. Quindi per dire, non ho nulla da eccepire sull'uso dei costumi. Sono scelte artistiche, ripeto, a me ad esempio è piaciuto moltissimo Macbeth, uscito qualche anno fa e trovate la recensione video su questo canale. Ha avuto poche visualizzazioni perché ovviamente non... a parte che io la feci in tempi in cui ormai il film era già uscito da qualche anno, quindi poteva fregare di meno a nessuno, ma anche perché poi, come dire, non c'è stato questo hype o questa discussione basata sul fatto che ad esempio Macbeth avesse un elmo, non lo so, l'elmo di Batman o di Magneto al posto di un elmo medievale. Tra l'altro, come costumi Macbeth è pessimo. Il protagonista, che è un attore che a me piace tantissimo, usa due spade, sembra uscito da Hercules degli anni 90. Sempre che le usa, non mi ricordo. Comunque, produzioni di quella qualità. E armatura anche peggio, non usano mai l'elmo chiaramente, anche perché l'elmo nasconde il volto dell'attore, quindi solitamente vedrete attori senza elmo. Però per dire, a livello di questi costumi, che sicuramente chi si occupa della ricostruzione di abiti dei diversi periodi avrà, come dire, avrà strabuzzato gli occhi perché sono di teli buttati addosso, onestamente. Mi piace la qualità della trama, però il punto è che è sempre questa scaletta, questa palette di grigi, di bianchi sporchi. Se notate, tutto il film, a parte qua dove si vede un affresco, probabilmente da uno dei palazzi minoici, direi, ci sta, va bene, va benissimo, però questa, a parte la coppa che c'ha un minimo di attinenza, l'armatura sembra presa da quel film Immortals, uscito poco dopo 300, sulla falsariga ovviamente del successo di 300. Robert Pattinson c'ha sta veste che a me sembra, boh, non lo so,
sembra uscito da qualche produzione di basso rango. L'arco, notandolo così su due piedi, l'arco ad esempio hanno fatto bene a fare un arco composito. Quest'arco infatti, poi è bellino anche il trono come l'hanno realizzato, insomma c'è una certa attinenza. Telaio verticale, non è un telaio proprio antico, ma ci sta. L'arco, se notate, ha questa forma strana perché è un arco composito. Probabilmente la cosa interessante è che l'arco di Ulisse, per come viene descritto, non era un arco di legno, era un arco composito, e il trucco che viene raccontato appunto anche nella narrazione è di riscaldarlo, perché ovviamente i flettenti sono fatti di un mix di corno e tendini, quindi col calore un po' si ammollano, diciamo. E ovviamente la forma strana è per quella, perché l'arco è ribaltato, va armato nel senso contrario rispetto a questo, non va messa la corda dritta i due apici, diciamo, i due bischeri. Vabbè, la nave viking ve l'ho già detto, e qua ricominciamo all'infinito. Allora, cosa si può dire del trailer senza guardare armi e armature? Cioè, tagliamo via quella parte, proprio non consideriamola. Si può dire che è chiaro come il regista abbia una visione del mondo omerico di Ulisse, in questo caso più nello specifico, molto ampia. Ok? Si vede proprio che c'è una ricerca per questi ampi orizzonti, possibilmente come dire, colori uniformi, la mesh, io la chiamo la mesh perché cioè è proprio piatta, cioè ovviamente è anche registrato con questa ad ampio schermo, potrei dire, senza conoscere particolarmente il termine cinematografico, però cioè, quello che si nota proprio è questa monocromia, questi paesaggi ampi, il fatto che i personaggi siano comunque molto piccoli in confronto alla vastità de- della rappresentazione, dell'ambientazione, diciamo, del landscape. Però, come dire, a parte questo, che quello è il tocco del regista, a parte questo, a me, cioè, non dispiace, non è veritiero, ma è la sua impronta, il suo tocco artistico. E lo posso anche apprezzare, non sono così limitato. Quello che invece come dire, non riesco a digerire è il fatto che usino queste armature da 4 soldi, perché sono armature da 4 soldi, è inutile girarci intorno, cioè questa roba, ma secondo voi questa roba è difficile da fare? A parte che non, sono probabilmente in plexiglass dipinto, o comunque esagerando in fibra di vetro, qualcosa del genere. Questo qui usa un fodero, sembrano i foderi della DP, ma poi c'hanno i pantaloni nell'età del bronzo. Quella sì che è una cosa che ti fa girare le balle. Perché? Il perché ve lo dico subito, perché quando abbiamo provato a fare alcune produzioni sembrano di gomma, sono di gomma probabilmente. Quando abbiamo fatto alcune produzioni senza pantaloni, la richiesta del regista è stata sempre mettiamogli i pantaloni, e quindi lì ti devi ingegnare. Alcuni bronzetti sembrano avere un accenno di pantalone, in realtà sembrano quasi, potremmo definirli dei pinocchietti, cioè degli shorts. Nella realtà probabilmente si vedono anche in alcuni bronzi più che etruschi, direi villanoviani. Ci sono poi delle soluzioni scomode, perché qua poi si tratta di fare di vestire, vedete qua quanti sono, saranno 30 persone in questa scena, forse anche 40. Bisogna vestirli con qualcosa di pratico che permetta di fare le riprese senza troppi inghippi. E ovviamente mettergli i pantaloni è la scelta più facile,
Perché? Perché vi assicuro che un uomo con la sola tunica e senza pantaloni, dal nostro punto di vista di cultura occidentale del XXI secolo, è poco virile. Loro non avevano questa visione, anzi, per loro usare i pantaloni, sino più o meno al periodo dell'impero romano, diciamo, ma non spingiamoci neanche oltre il secondo e il primo secolo avanti Cristo, cioè già intorno al primo secolo, primo avanti Cristo, primo dopo Cristo, stiamo in questa zona. I pantaloni comunque vengono già, ad esempio nel primo secolo d.C., vengono già ampiamente usati dai soldati ausiliari dell'impero, sì, dell'impero romano. Quindi una soluzione che molti usano è quella di mettere come si chiama, i calzoni. Questa, ad esempio, se la guardate da un punto di vista, non lo so, non vi dicono dove è ambientata. Allora, c'è Tom Holland che ha le maniche lunghe, i pantaloni e queste che, boh, sembrano delle caliche brutte, bruttissime. Questa cintura arricciata alla pseudo medievale, dovrebbe essere il figlio di Ulisse. Cioè, visivamente sta roba non rende poco, non è diversa dalla produzione di ciao, lasciato un commento. Non è diversa dalla produzione di tanti altri film che si sono visti. Prima ho citato Macbeth, potevo citarvi qualcos'altro. E in effetti, ripensandoci, anche alla questione del fatto che sembrino poco virili con la gonna o come dire, con una tunica, in realtà non è neanche vero, perché se ci pensate, il film di Mel Gibson, Braveheart, erano tutti in kilt. Tra l'altro il kilt non era neanche medievale, però ugualmente sono visioni dei veri registi. Allora, come dire, certe volte arrivare tardi nel fare le cose è deleterio. Perché? Perché è per lo stesso motivo per cui certi video lunghi non vanno più su YouTube. È il motivo per cui arrivare per ultimi con un'idea, con una invenzione, non porta a niente. Se ad esempio ora non vanno più i video lunghi su YouTube, io non posso farvi, e già questo è un azzardo. Siamo qua, direi, non riesco a quantificarlo, però siamo quasi sull'oretta, sulla mezz'ora. Comunque, già questo è un azzardo in un'epoca in cui i video sono di 8 secondi, ok? Quindi avere io non posso mettermi ora a montare un video di 4 ore di analisi di questo trailer, non lo guarderebbe nessuno. E quindi nel 2021, no, scusate, ho pensato XXI secolo, nel 2026 fare un prodotto oggettivamente sciatto da un punto di vista ricostruttivo, oplologico, dei costumi, delle fonti, è troppo tardi. Esiste Facebook, esistono i social, esiste YouTube, esistono migliaia di fonti, esiste l'intelligenza artificiale che dicendogli metti quell'armatura la cambia a tutti i personaggi nel video. Questa roba andava bene negli anni 90, non nel 2026, quando ci sono migliaia di revocatori che hanno fatto prodotti veramente. Noi abbiamo ricostruito armature filistee, armature dei bronzetti nuragici, armature micene. Ci sono colleghi nei gruppi di Facebook, Bronze Age, Reconstruction and Kit Advice, tutta questa roba. Cioè c'è gente che gratuitamente ti spiega com'era un'armatura contemporanea ad Achille o a Ulisse. Cioè non ci sono più scuse. Non siamo negli anni 90 dove si poteva fare il cavolo che si voleva. Ormai ci sono ampiezza e disponibilità di fonti, intelligenza artificiali, social, le persone parlano. È successo tutto questo perché esistono i social. Prima, quando probabilmente sarà uscito Braveheart, mi ricordo c'era questo
questo rievocatore che parlava della consulenza storica che fu fatta per le crociate. Anche quello, Kingdom of Heaven. Film apprezzabile comunque, però ci sono tutta una serie di erroracci, stendardi da fanteria usati nella cavalleria e varie cose, o il contrario, non ricordo. Comunque, sono errori minimali, ma quando ci sono proprio errori così grossolani e tu hai a disposizione un social network che permette alla gente di parlarne, è chiaro che ormai le persone fanno quello, anche perché poi il flame, la discussione porta spettatori, gli spettatori portano soldi e audience. Ok, e tra l'altro se ne parla del film, quindi va tutto, come disse qualcuno, va tutto bene, basta che se ne parli. Però oggettivamente poi la visione, almeno che si rischia di ottenere, è anche una visione sciatta. Ad esempio, questo vale anche per altri registi, non è che valga solo per lui. Lui ha fatto un film, ha fatto tutta una serie di film. Batman, Interstellar, va benissimo. Uno è un fantasy, una roba, insomma, un fumetto ambientato ai nostri tempi. Un altro, tra l'altro, bellissimo. Un altro, a me è piaciuto molto, quello, è l'unico che ho visto, quello con il primo, con Christopher, con Bale, ora non ricordo il nome dell'attore, accidenti. È piaciuto il senso che aveva di usare come Batmobile quella macchina devastante, cioè tutto molto buono. Il problema però è che quando ci si occupa di film attuali e poi di film storici, il film attuale ti metti la magliettina, nessuno dice ma quella maglietta non va bene per il 2021, è datata al 1980, cioè non gliene può fregare di meno. Vai in un armadio, questa è una cosa che abbiamo detto tante volte con altri colleghi, vai in un armadio, prendi quello che vuoi, però se usi armi e armature storiche, a me poco me ne frega, anzi addirittura degli abiti, ma quando usi armi e armature che comunque danno un tono, perché il Bat Agamennone dà una certa idea di che cosa stai andando a fare, quello è problematico. E nel momento in cui esiste un social che permette alle persone di parlare e di prenderti, tra virgolette, per i fondelli, è chiaro che il prodotto che potresti ottenere non è necessariamente un prodotto positivo, un riscontro più che altro positivo. E quindi questa, come dire, è una parte. Poi, ripeto, ci sono film, anzi registi, che hanno iniziato benissimo. Io penso sempre ai Duellanti di Ridley Scott. Bellissimo, a me piace tantissimo, poco conosciuto. È finito a fare film come The Last Duel, che ha fatto schifo. Letteralmente ha fatto schifo. A me di Ridley Scott me ne può fregare di meno. Ho amici che dicono Ridley Scott grandissimo genio, non me ne può fregare di meno, non mi paga, non sono un suo familiare, quindi se a me un film fa schifo fa schifo. Tra l'altro sempre lì Matt Damon con l'elmo tagliato a metà, in cui mezzo si vede mezzo no. Le risposte che ha dato Ridley Scott su come sia stato poco apprezzato il film e come lui abbia ottenuto come dire, un riscontro comunque scarso anche da un punto di vista di vendite, di gente che è andata al cinema. Poi siamo in un periodo in cui i cinema, ragazzi, andranno a chiudere se non cambia qualcosa. Questo lo affrontiamo tra qualche secondo. La sua risposta, la risposta di Ridley Scott al fatto che non fosse stato apprezzato il film è: la gente non capisce niente, che è una risposta boomerissima, da boomer, su qualcosa che non sei riuscito ad azzeccare. Mi dispiace. Tra l'altro anche lì notate stessa palette di colori, grigi, colori freddi, blu, la neve forse è l'unica cosa bianca, freddo. Anche questo trailer, voi lo guardate, non credo che vi dia la sensazione di calore, che va bene, è una storia drammatica quella di Ulisse, però è una storia che può essere resa sotto tanti aspetti. È uscito da poco un'altra versione di Ulisse, secondo me molto più apprezzabile, prende molte più libertà anche in termini di armi, armature e vestiti. Va bene, non mi dispiace, l'importante è che però si vada a fare un prodotto che ha un certo senso, una certa, come dire, cioè se voi guardate sta roba e guardate Troy,
Ci sono amici rivocatori che hanno spaccato le balle per anni per i costumi di Troy. Questo è 30.000 volte inferiore a Troy. Almeno Troy aveva ti dava una sensazione, un po' questo caldo opprimente, questi colori comunque bruciati dal sole. Dava un po' l'idea di anche dove sia ambientata come dire, i miti omerici. Eh, Questa roba non dà niente, non trasmette nulla. E tra l'altro quando vengono a dire, ah beh, ma tanto c'è un ciclope, c'è un gigante, cosa vuoi che sia storico? Ragazzi, se voi vi guardate Nurages e Sarena, ci sono, e questa è una cosa che dico tranquillamente, ci sono i bronzetti nuragici ricostruiti da un altro collega e si vedono poi i ciclopi. Questo ha, come dire, creare delle ricostruzioni abbastanza fedeli, crea poi un problema nell'inserire degli elementi fantasy? No, è un surplus, è un'aggiunta. Poi qualcuno non lo noterà, altri lo noteranno, però se volete fare l'armatura di Batman, fate l'armatura di Batman, ma poi vi prendete anche le conseguenze. Cioè, non state a rompere le balle a me che guardo sta roba e penso, ah, bella l'armatura di Batman, belli gli spallacci di Batman, l'armatura in Kevlar. Ci mettete veramente, come hanno fatto alcuni, le due orecchiette di Batman sopra l'elmo e avete fatto. L'altra cosa che stavo dicendo è, se non cambia veramente l'andazzo a livello cinematografico, i cinema chiuderanno. Quella forse è la cosa più, non dico triste, perché succedono cose molto peggiori al mondo. Ve l'ho detto prima, tra guerre in Ucraina, guerra lì, guerra là, gente che muore. Queste sono questioni di lana caprina. È questione che stiamo vivendo un cambiamento, perché io sono cresciuto con i cinema erano l'unico modo per vedere i film in anteprima. E questo è il cambiamento che è stato veramente radicale. Ora si guardano su Netflix. E questo cambia molto a livello di indotto, cioè di chi guadagna dal cinema. Basti pensare che da poco Warner Bros. È stata comprata da Netflix. O Netflix o Prime o Amazon, ora non ricordo, però hanno acquisito tutti i diritti di una serie di produzioni. C'è una roba è un cambiamento epocale. Io mi ricordo quando andavo al cinema e non c'era scritto The Space, ma c'era il logo proprio della Warner Bros. Tutta un'altra cosa. Nel momento in cui voi vedete che in un cinema vi chiedono di mettere la pubblicità perché qui, perché là, perché su, perché giù, vuol dire che quello sta morendo, è già morto, è come si chiama in gergo il rimbalzo del gatto morto, cioè c'è questo tentativo di farsi vedere comunque magari con anche una certa ripresa. Forse se la gente andrà a vedere questo film sarà il classico rimbalzo del gatto morto, in cui dopo di questo non credo che al cinema vada più nessuno, perché e stanno cambiando i mezzi, cioè la gente magari prende le ferie per andare a vedere Stranger Things a casa e al cinema io non vado da decenni, minimo un decennio. Forse sono andato da poco a vedere l'ennesima riproposizione del Signore degli Anelli al cinema, perché comunque sono nostalgico, ma io sono una persona su milioni, il cinema non funziona con una persona su milioni. E tra l'altro a livello di produzioni a cui ho partecipato personalmente, ho fatto Maimulu, ho fatto vari trailer pubblicitari, tutta una serie di cose dove comunque abbiamo cercato di dare la miglior visione aderente agli originali, le statue di Monteprama, i bronzetti nuragici. Ovviamente mi occupo di quello, ho fatto quello. Mi fossi occupato di questo, se avessi avuto come dire, la fortuna di poter partecipare, fortuna non lo so, perché a vedere questo qua dietro questo sembra l'elmo di Leonida in 300, vabbè, ricolorato. Per dire, non so quanto sia bello partecipare a una roba del genere. Cioè, se mi avessero chiesto, veramente è stato uno dei miei sogni per tanto tempo, di partecipare alla creazione del Signore degli Anelli, wow, cioè perché lì c'erano veri professionisti.
c'era Alan Lee, John Ho. John Ho è un grandissimo disegnatore, ma soprattutto un rievocatore. Quando lui disegna sa perfettamente com'è un'armatura, come funziona, come si muove, e quindi nel momento della creazione delle armi e delle armature per il Signore degli Anelli, che comunque è una visione, e Tolkien disegnava, faceva delle armi terribili, cioè robe bruttissime. Quando hanno dato la visione del Signore degli Anelli secondo Peter Jackson, che ha coinvolto tutta una serie di professionisti, è il risultato spettacolare, cioè lo Hobbit non è minimamente ai livelli di quella roba, e purtroppo è stato questo il dramma che abbiano fatto lo Hobbit così tanti anni dopo, perché ha perso quello smalto che invece c'era nel periodo intorno al 2000, più o meno mi ricordo, quando è stato fatto il Signore degli Anelli. Ora ne faranno un altro, non so, sulle tracce di Gollum, che tra l'altro esiste anche un fan film fatto benissimo su internet, e quello era esattamente sullo stile, come copia del Signore degli Anelli. L'Hobbit, che è stato fatto dallo stesso regista del Signore degli Anelli, non sembra il Signore degli Anelli. Paradossalmente, molto scomoda. Penso che l'attore qua fosse Cirdino, così, così diciamo noi, dritto, e neanche si muovesse più di tanto. È una roba terribile. Comunque, per dire, paradossalmente, ecco, che è molto meno interessante rispetto, no, dal mio punto di vista, rispetto al Signore degli Anelli, le armature della serie originale del Trono di Spade erano ben fatte. Erano diversi esempi di armature storiche messe come patchwork, quindi assemblate più o meno in base, per dare quest'idea di diverse casate, no? C'era quella del nord che aveva queste armature un po' come dire, molto semplici, i Lannister che avevano queste altre armature, un misto di cuoio rosso, bronzo, dorato, cioè davano comunque una certa idea, riuscivi anche a riconoscerli subito. Secondo me hanno fatto un lavoro molto migliore nel Trono di Spade che non nell'Hobbit. L'Hobbit è terribile come film, tant'è che c'è la scena in cui si vede il padre, penso sì, il padre di Gimli, che usa l'elmo che si vede nel Signore degli Anelli di Gimli, ed è l'unico elmo che stona in mezzo a tutti gli altri, perché è un elmo fatto con una certa mentalità, fatto da un disegnatore professionista che sa come fare un elmo, e invece tutti gli altri elmi che si vedono sui nani dell'Hobbit sono elmi fatti probabilmente da un'altra persona o dalla stessa persona che non lo so, non mi sono informato, che ha perso quel tocco. Sono completamente diversi da quello che usa Gimli nel Signore degli Anelli. Quindi, tornando a sta roba, che è inguardabile, tra l'altro, l'elmo di Matt Damon dovrebbe essere un elmo calcidico, però un mix strano tra un elmo calcidico, un corinzio, boh, c'è un po' di tutto, perché c'ha le aperture per le orecchie, però i paragnatidi non sono mobili, insomma, boh, non si capisce, cioè una schifezza. E questa roba, non lo so, questo è l'altro tema di cui volevo parlare. Allora, esistono tante visioni grafiche dell'Iliade e dell'Odissea, ma non recenti, già in antichità. Cioè, esiste anche un bellissimo fumetto fatto da Eric Shanower, penso che si chiami, questo americano, che ha fatto l'Iliade dell'Odissea e tutti i miti vari che ci sono intorno, i racconti, in maniera storicamente accurata. Cioè, sto pazzo di americano disegnatore si è messo a guardare le fonti originali prima di disegnare i suoi personaggi. È un fumetto un po' datato, perché comunque anche nello stile rappresentativo non regge il passo con i manga e la loro dinamicità, però a livello, come dire, di armi e armature, bellissimo, fatto benissimo. E per dire, quella è una visione grafica. Ci sono poi altre visioni grafiche, ma come dicevo, la stessa differenza di visioni viene da quelli che per primi hanno ricevuto la tradizione dei poemi omerici, hanno magari iniziato a metterla per iscritto, o hanno iniziato a rappresentarla nei vasi del VIII-VII secolo,
poi nei vasi del sesto e del quinto. E lì vedete proprio come le armature non solo cambiano a livello di racconto, perché nel racconto poi ci sono riferimenti un po' strani, un po' come dire, quasi contrastanti, perché in un momento parlano dell'armatura, dell'elmo a zanne di cinghiale, in un altro momento parlano dell'armatura dorata e dici, proprio parlano dell'elmo, cioè non che non ci fossero elmi di bronzo nella fine dell'età del bronzo, nel periodo comunque finale, però nel momento in cui nella tradizione omerica, nei racconti omerici, si mischiano così tanti elementi diversi, si capisce che la stratificazione di più momenti, ok? Più fasi cronologiche di cui rimangono queste reminiscenze. Ad esempio, ricordo, perché l'ho usato come fonte ricostruttiva, l'elmo della dea Atena fatto con pelle di cane. Ok? C'è questa roba, ovviamente un elmo di cuoio, pelle di cane, quindi cuoio, non poteva esistere nel momento in cui c'erano elmi di bronzo, tipo quello, il classico corinzio, ok? Quindi vuol dire che già i racconti sono una stratificazione di diversi elementi, a cui segue diverse rappresentazioni in diverse epoche. Quindi avete i vasi di periodo geometrico dove si vedono armi molto più somiglianti a quelle che probabilmente utilizzavano. Poi si vede, non lo so, stiamo intorno al V secolo, vedete questi elmi corinzi, quindi Achille con l'elmo corinzio, ancora prima quando viene rappresentato con lo scudo Diplon, poi sostituito dallo scudo argivo, quello tondo, il classico Aspis. Cioè, esistono già diverse versioni di questi racconti, visioni grafiche, scusate, è un po' come se i diversi registi, ogni pittore, ogni ceramista fosse un regista in quel momento, e cosa faceva? Guardava i suoi contemporanei e quindi i suoi contemporanei erano vestiti con l'elmo corinzio, usavano lo scudo argivo, avevano gli schinieri di bronzo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, nel momento in cui noi vediamo queste cose, è chiaro che nella nostra visione di come debba essere vestito Ulisse, ma anche lo stesso Achille, noi ce lo immaginiamo subito con l'elmo corinzio e lo scudo argivo, perché è quello che gli stessi, come dire, i primi auditori, tra i primi in realtà, no? Ma neanche tra i primi, forse tra i quarti, la sesta generazione probabilmente, forse anche di più, di persone che hanno sentito i racconti, se li immaginavano così. Quindi a me non disturba che Ulisse abbia l'elmo corinzio, anzi, fighissimo, ma che sia un elmo corinzio fatto in grazia di Dio, perché questa è una porcata, non è un elmo fatto bene, non ha né la lucentezza del bronzo né il tono quasi veramente da supereroe che ti danno certi elmi corinzi in cui non si vede il volto, si vede soltanto un buco per gli occhi, ok? Il nasale copre anche il naso e sembrano veramente macchine di bronzo, sembrano automi di bronzo, una specie di sorta di Talos, no? E quello è veramente figo. Io non dico di esagerare e farmi la riproduzione esatta dell'elmo a zanne di cinghiale come si vede nelle fonti, perché esistono diverse versioni grafiche di questi miti e di questi racconti. Avrei accettato anche di vedere la versione dell'Iliade o dell'Odissea con l'elmo da soldato romano in Medio Oriente. Basta che sia ambientato in epoca più o meno contemporanea a noi. Quindi quando si fa questa sorta di miscuglio strano, non è tanto il problema il miscuglio, il problema è che sono cose fatte con pochi, ve lo dico io, pochi soldi, cioè questa roba sono andati in qualche studio, presumo, di qualcuno, un magazzino di abiti cinematografici dismessi e hanno iniziato a prendere più o meno quello che gli andava bene, perché non è roba fatta ad hoc, cioè qua nessuno ha detto voglio che gli monti qua, no, cioè questa roba è riciclata, al massimo il bat coso può essere fatto ad hoc ed è orribile. Comunque, per concludere, un altro esempio che vi vorrei fare è come
i pittori o comunque chi si occupava di fare le rappresentazioni, ad esempio di Gesù durante la crocifissione nel Medioevo, non rappresentano mai i soldati romani come dei soldati romani, li rappresentano come vestiti e armati come a loro contemporanei. Quindi, quando volete vedere delle fonti storiche o comunque iconografiche di come erano vestiti i soldati nel Medioevo, poi potete andare anche oltre nel Rinascimento, un po' la cosa cambia intorno al XVII, XVI secolo, quando iniziano a scoprire le statue romane. C'è proprio un momento ben conosciuto a livello anche storiografico o comunque di storia delle prime scoperte archeologiche, iniziano proprio a scavare e tirano fuori le statue romane che vengono scoperte addirittura già nel 1400, ma proprio appositamente andavano a cercarle, tant'è che infatti personalmente l'arte più bella è di quel periodo, in cui hanno come esempio l'arte greca e romana, e lì fanno dei capolavori veramente dell'arte. Delle riproposizioni di capolavori, ricostruzioni o comunque ex novo, però basati su quello. Quindi è chiaro che voi non vedrete il soldato, cioè a parte questi esempi un po' tardi, voi vedrete le rappresentazioni dei soldati romani vestiti come i loro vari soldati contemporanei. Quindi immaginatevi ora qualcuno che andasse a rappresentare la crocifissione o comunque, non lo so, un altro momento della storia di Cristo, guardando come sono vestiti i soldati a noi contemporanei. Quindi, non so, soldati di fanteria o di quello che è, o magari un po' come vestito una forma di polizia militare, qualcosa del genere. Quindi, come dire, loro già nel passato rappresentavano le cose in modo diverso rispetto a come erano originariamente, cioè non esiste nessuno che in periodo alto medievale, basso medievale e via discorrendo, ve l'ho detto più o meno sino al XVII-XVI secolo anno domini, nessuno rappresentava come fossero i legionari romani all'origine, perché non lo sapevano, c'è poco da girarci intorno. Quindi ci sta che queste riproposizioni cinematografiche usino quelle che sono le ultime rappresentazioni, tra le ultime, ce ne sono anche ad esempio di periodo più recente, del secondo secolo avanti Cristo, addirittura successive, in cui i soldati sono rappresentati, pensate anche, ma fate anche il paragone con il periodo medievale. Se prendete alcune cronache, tipo Vita di Alessandro, c'è Alessandro Magno vestito in armatura medievale. Cioè, questo per darvi un'idea di come oppure il famoso duello tra Davide e Golia, solitamente Golia è in armatura completa medievale, o comunque Davide c'ha poca roba, ma si capisce che anche lui è in vesti medievali. Cioè, il fatto di vedere noi una riproposizione grafica di qualcosa che comunque è diverso da quello che è l'originale, ripeto, Odisseo con l'elmazzone di cinghiale, le corna e tutto quanto, e l'armatura di Dendra, ci può stare, va benissimo, a patto che sia fatta in maniera minimamente decente. E con questo concludiamo la live, è passata quasi un'oretta direi. Spero abbiate apprezzato. Se non avete apprezzato potete scrivermi le peggio cose, non è vero, tanto le cancellerò. Quindi, ripeto, vi auguro buon Natale e aspettiamo di vedere ulteriori trailer. Mi piacerebbe fare magari un piccolo video dedicato a proprio quali sono gli elementi che non tornano, è un paragone con qualcosa di fatto meglio, però spero comunque che abbiate apprezzato l'impegno, visto che manca un'ora, no, mezz'ora, devo anche andare al pranzo di Natale. Vi auguro veramente buone feste,
Un abbraccio sentitissimo, un caro saluto dal profondo del mio cuore e se vi è piaciuto il video mettete like, condividete, lasciate un commento. Ci rivediamo su questo canale per ulteriori video dedicati alle armi, alle armature, alla ricostruzione, alla storia e all'archeologia. Un caro saluto e a presto. Ciao. Buon Natale!